Bene, adesso arriviamo al cuore di questa premiazione, che è quella che parte di artisti bravissimi, tutto qui, però qui abbiamo dei potenziali artisti che stanno venendo fuori. Il quartiere di San Liberale a Treviso, e poi si è affiancato anche San Paolo chiaramente, e lì diciamo i ricordi sono lì. E in quel quartiere, come Arte in Fiera, ho cominciato una decina di anni fa e anche a organizzare degli eventi e delle mostre. E chiaramente con questo abbiamo coinvolto le scuole e le maestre che sono state, ecco, devo fare un ringraziamento alle maestre perché un applauso a queste maestre bisogna, bisogna farlo. E la scuola elementare e anche la scuola media all'inizio hanno sempre partecipato qui in fiera con un loro spazio dove hanno presentato, come avete fatto voi, avete presentato i vostri lavori che sono piaciuti, veramente sono piaciuti. Li hanno guardati tutti e veramente venivano a chiedere ma chi ha fatto questo, chi ha fatto quello, bravi, veramente bravi. E quindi questa collaborazione che si è creata tra l'Arte in Fiera e questo quartiere di San Liberale che continuerà perché questo è un rapporto che abbiamo tra l'arte e la scuola, ma soprattutto per cercare di avvicinare sempre di più i giovani al bello, alle altre cose, tutto quello che sembra troppo scontato, come può essere un telefono, come può essere un televisore, ok? Meglio perdersi di fronte a matite e colori, meglio perdersi di fronte a pezzi di carta da incollare, insomma dare spazio alla parte creativa per far crescere e continuare a crescere. Quindi premiamo questi giovani neo-artisti. Allora io li inviterei a alzarsi tutti, venire qui con una bella foto, gli diamo gli attestati.